Ciao, 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 benvenuti tutti a CDA, Chiacchiere dell'Arte, con Michele Modesto Casarin, compagnia Pantachin. Oggi abbiamo come ospite con noi Marco Gnaccolini, compagnia Woodstock. Marco Gnaccolini è un amico, ma soprattutto è il nostro drammaturg. Ciao Marco, benvenuto alle nostre CDA, come stai? Ciao Miki, grazie dell'invito. Molto bene, molto bene. Benissimo, ancora siamo in periodo ancora di pandemia, però noi siamo belli, sorridenti e felici. Marco, ti chiedo subito una domanda per i nostri amici che seguono CDA. Dramaturg o drammaturgo? Tu sei dramaturg, cosa vuol dire? Allora, il dramaturg nella mia esperienza è uno specialista dei testi, un rappresentante del testo che va in scena. Cosa vuol dire? Che posso essere anche quello che non scrive completamente tutto il testo, ma è quello che propone una trama, una storia che poi viene sviluppata all'interno della compagnia, e quindi sono anche quello che raccoglie i materiali che nascono dalle prove o da altri interventi per rielaborarli poi insieme ed essere il responsabile alla fine della fruizione di un testo, di una storia che va in scena. Fantastico. Quindi la differenza un po' fra il drammaturgo e il drammaturgo a volte è quella che un drammaturg non scrive sempre in premeditazione un testo, ma lo compone anche strada facendo. È molto sottile come differenza, però a volte può Hai non essere capito? l'unico autore. Hai capito quante ne sa Marco, giovane, ma ne sa a pacchettoni. Praticamente, sto scherzando chiaramente con Marco, che Grazie del ne giovane. sa veramente a pacchettoni, ma non è più così tanto giovane, come sembra. Esatto. Volevo semplicemente dire, quindi con Marco, per agganciarci alle nostre CDA, poi parleremo anche del progetto che stiamo sviluppando insieme a Woodstock, a Pantachin Woodstock e Fenice da 4 anni. Marco praticamente è quello che nei tempi della commedia dell'arte, nei tempi dei comici dell'arte, era il poeta di compagnia, quindi scriveva i canovacci, poi rielaborava insieme agli attori, cosa che tuttora Marco fa con noi. Lui fa una traccia su indicazione molto spesso mia, Marco sviluppa i temi, fa le sue ricerche da vero topo di biblioteca e poi si ciuccia tutte le prove con noi, sta con noi tutto il tempo delle prove e corregge, sistema le battute, le ritmiche, le metriche, apre magari nuove finestre seguendo le improvvisazioni degli attori. Noi abbiamo fatto diversi lavori insieme, devo dire finora, grazie a Dio, molto fortunati, Ecco. e molti ne faremo, abbiamo anche molte cose ancora in pentola purtroppo che sono andate in stand by ancora per un po' di tempo per colpa del coronavirus, ma torneremo presto a stupirvi. Però volevo parlare con te e con i nostri amici di questo progetto di maschera, musica, drammaturgia, che è il teatro musicale che noi prepariamo per il Gran Teatro La Fenice di Venezia. Abbiamo cominciato qualche anno fa su un bellissimo lavoro appunto che Marco ha proposto. Ne vuoi parlare tu, Marco? Sì, abbiamo iniziato 4 anni fa ormai, no? Con il progetto I Tre Gobbi, ed è nato da questo nucleo di progetto, no? Insieme, cioè riportare in vita, in qualche modo alla conoscenza, a galla, gli intermezzi scritti da Carlo Goldoni. Anche lui è poeta di compagnia, primo poeta di compagnia, insomma iniziò anche la sua carriera, oltre che da drammaturgo indipendente, ma anche poi come poeta di compagnia della compagnia Medebach. E quindi noi abbiamo voluto raccontare di queste storie che Goldoni scrisse per il teatro musicale, che altro non erano che l'intermezzo vero e proprio dalla parola, cioè la fase pubblicitaria, chiameremo adesso, tra il primo atto dell'opera lirica e il secondo atto, sempre della stessa opera lirica, che molto spesso al tempo, stiamo parlando inizi del Settecento, erano opere tragiche, la maggior parte, a sfondo di trama tragica. Questi intermezzi si andarono a proprio innestare come piante o virus, se vogliamo, nella fase comica, cioè il pubblico aveva bisogno in qualche modo di uno stacco di respiro comico tra queste tragedie e quindi ecco che da lì nascono le prime storie comiche. Noi abbiamo voluto coi Tre Gobbi raccontare in qualche modo proprio la genesi di questo format che poi porterà a Mozart. E come l'abbiamo fatto? Abbiamo voluto raccontare in una sorta di ispirazione shakespearian-loviana, un giovane drammaturgo, un giovane scrittore, un giovane artista come era Carlo Goldoni, in una situazione di debito fortissimo Sì, causata perché dal... Marco,
scusami se interrompo, Sì. tu e noi insieme abbiamo disegnato un Carlo Goldoni giovane e scavezzacollo in questo caso. Sì, ispirato, oltre che dalle nostre vite, amiche, da una piccole autobiografie di situazioni, soprattutto quello di debiti, credo, o più che altro di essere sempre a mordere la vita. La questione è anche di ciò che lui rapportava nelle memorie, insomma, ci siamo ispirati ad alcuni suoi momenti giovanili delle memorie dove lui scrive che si rigiocava tutto ai tavoli da gioco, dei casini, dei ridotti di Venezia. Quindi in questa situazione abbiamo un po' tratteggiato, anche se vogliamo, una Venezia ideale o comunque favolistica dal nostro punto di vista. Siamo quindi in una fiction, una vera e propria fiction, dove vediamo appunto un Goldoni messo alle strette da degli scagnozzi, da degli sgherri del signor Grimani, proprietario del teatro, su cui Goldoni puntava tutta la sua vita artistica. Abbiamo trovato la chiave per la risoluzione nella vendita, non tanto quanto di ripagamento debiti col soldo, ma quanto di un vero e proprio testo. Questi sono anche dei racconti che vengono fatti di realtà storica, quella dove i drammaturghi, gli scrittori, gli artisti di teatro in qualche modo pagavano i propri debiti col proprio lavoro. Era una Venezia, vogliamo, hollywoodiana in qualche modo, gli ultimi sprazzi una Venezia hollywoodiana, cioè di una Venezia dove c'erano da più di 17 teatri, se non sbaglio, e c'era una fortissima produzione cittadina di lavori artistici. E abbiamo voluto unire, secondo me, una cosa mai vista prima, l'unione della lirica con la maschera e la prosa, quindi questa strana chimera a tre teste, che però ha rappresentato molto bene, secondo me, che la lirica, la maschera e la prosa possono essere in questo momento storico contemporaneo. Esatto. Praticamente il progetto che noi abbiamo portato è far vedere in tempo ridotto, perché un'opera lirica dura circa 3 ore, in 1 ora e un quarto, 1 ora e 20, il meglio del teatro italiano. Quindi il Sì. gioco di maschera che è conosciuto e famoso in tutto il mondo, il bel canto lirico, perché ci sono cantanti lirici, e la musica classica in scena. Chiaramente tutto corredato con un ottimo lavoro di scrittura e di drammaturgia e di ricerca storica, perché è stata fatta una grossa ricerca storica da parte tua su questo. Questo progetto è andato molto bene e lì noi ci siamo cimentati come secondo progetto poi in una vera e propria follia che è andata altrettanto bene, che è stato l'X Factor del Settecento. Dei duellanti, sì. I duellanti. Ce lo vuoi raccontare com'è Certo, nato anche questo? lì abbiamo proposto un'altra lettura, un altro personaggio, no? Tra i più famosi di Venezia, che era quella di Vivaldi, mentre Goldoni l'abbiamo colto nel suo aspetto giovanile, cioè prima ancora di diventare famoso, Vivaldi l'abbiamo raccontato nell'aspetto ultimo, quello di un vecchio artista, anche lui senza soldi, costretto in qualche modo a lasciare Venezia. Ci siamo ispirati anche qui a una biografia di ultima scrittura, dove viene rappresentato un Vivaldi ombroso rispetto a quello luogo comune del Vivaldi. Da questa partenza siamo nati per proporre una sfida tra vecchio e nuovo, principalmente, quindi una sfida tra Vivaldi e il vecchio e Baldassarre Galuppi, il nuovo, che si sfidano dentro un teatro vuoto, un teatro dove ci siamo inventati questa tradizione veneziana degli impresari di mettere dentro questi teatri vuoti, appunto in una call, quasi un appuntamento al buio, 2 musicisti, per vincere che cosa? Vincere un lavoro. E siamo sempre lì e ritorniamo sempre. C'è un tema comune nei nostri lavori che è quello della ricerca del lavoro e dello stare a galla in qualche modo. Quindi anche nei duellanti abbiamo proposto questo. E La, la cosa super che è piaciuta tantissimo, che il pubblico votava la composizione migliore, quindi lì si componeva la musica, le arie e il pubblico votava, aveva le palette rosso o verde, rosso era per Vivaldi, Vivaldi, il rosso di Vivaldi, mentre il verde era per il nuovo, il green, il Galuppi. l'Evergreen di Galuppi, sì. Non diciamo come va a finire perché c'è l'ipotesi di riprenderlo in Fenice, quindi non vogliamo Beh, soprattutto rovinare il è gusto. sempre stata una cosa secondo me molto interessante vedere il pubblico come rispondeva, cioè se più rispondeva verso i gusti in qualche modo quello che possiamo chiamare del vecchio o se sceglieva il nuovo. È stata Diciamo il spesso, vintage e il moderno, ecco dai. esatto, è sempre stata però una bella battaglia.
È stato molto divertente, molto bello, il pubblico era esaltato di poter dire la sua. Ma noi non ci siamo fermati ancora qui, no, perché se c'è una cosa con Marco che facciamo sempre è quest'anno bisogna sparare più in alto. E allora lì abbiamo voluto alimentare il famoso Shakespeare, che Sì. è veneto, che non è vero, ma quindi ci siamo inventati questa storia del visitatore Shakespeare in Venice, che tra l'altro voglio citare un carissimo amico, ospite speciale come nella figura di Shakespeare, Andrea Pennacchi, adesso molto conosciuto in Assolutamente. televisione come El Poiana. Allora, cosa possiamo dire di Shakespeare in Venice? Questa operazione bilingue, inglese-italiano, ce lo vuoi Sì. raccontare? Come hai detto tu, abbiamo cercato di sparare ancora più in alto e cosa abbiamo raccontato? Se prima è stato Goldoni, un giovane Goldoni Scavezzacollo, un Vivaldi ombroso e vecchio, qui abbiamo voluto raccontare in qualche modo una tradizione veneziana che ci siamo inventati, cioè quella del re del carnevale, ispirati a tradizioni comunque delle feste dei Magi, le feste del carnevale che tuttora ci sono anche a Verona. Compagnie della Calza, tutte queste Esattamente. feste. Quindi però abbiamo osato nel cercare di raccontare questa cosa veneziana. E chi meglio di un visitatore straniero? Alla fine del Cinquecento, proprio, quindi siamo nel 1600, poteva essere accolto da Venezia come appunto William Shakespeare. L'abbiamo fatto arrivare a Venezia e cosa abbiamo voluto raccontare? Anche qui la genesi di una delle più grandi opere che ci ha lasciato, cioè quella del Re Lear. E abbiamo ipotizzato questa piccola fantasia, cioè che essendo a Venezia e stando dentro questa festività pagana in qualche modo, no? Di incoronazione del re di tutte le feste e del sovvertimento anche politico, se vogliamo, Shakespeare si ispirerà per la sua scrittura appunto di un re e di questa sua favola che noi abbiamo voluto comunque anche qui rintracciare da vecchie favole irlandesi o comunque favole popolari per dire che cosa? Noi in tutti i lavori secondo me è presente anche questa forza, cioè la forza del popolo, la forza delle tradizioni popolari, la forza delle storie popolari, che non significa solo un arroccamento sulle radici tradizionali, ma bensì far vedere come tutte queste storie ci compenetrano e sono senza confini, e possono viaggiare avanti e indietro nel tempo e appartengono soprattutto a tutti. Abbiamo voluto, secondo me, anche col visitatore, ad esempio, raccontare questo, il massimo dei poeti viene a ispirarsi con quello che di solito viene pensato come il più basso, no? La più bassa forma di... Per dire che cosa? Noi in tutti i lavori secondo me è presente anche questa forza, cioè la forza del popolo, la forza delle tradizioni popolari, la forza delle storie popolari, che non significa solo un arroccamento sulle radici tradizionali, ma bensì far vedere come tutte queste storie ci compenetrano e sono senza confini, possono viaggiare avanti e indietro nel tempo e appartengono soprattutto a tutti. Abbiamo voluto, secondo me, anche col visitatore, ad esempio, raccontare questo, il massimo dei poeti viene a ispirarsi con quello che di solito viene pensato come il più basso, no? La più bassa forma di letteratura, se vogliamo, che è quella dell'improvvisazione scenica, dei comici dell'arte. Il teatro popolare, Esattamente. che qui in Italia viene un po' visto come un teatro di serie B. Io infatti lo definisco più che un teatro popolare, il nostro è un teatro pop, nel senso vero e moderno del termine, perché il teatro popolare è questo, sono le nostre radici, ma è Assolutamente. anche il punto di partenza su cui noi ci basiamo e su cui tu poi, stimolato da me, crei le tue composizioni. Anche qui devo dire che il visitatore era una vera chicca anche come a livello di lavoro di ricerca, di idee, ma non ci siamo fermati ancora. L'ultimo progetto per ora, che noi abbiamo presentato insieme a Woodstock e a Marco, è stato il nostro primo spettacolo senza parole. Quindi ci Sì. siamo cimentati nei Pulcinella del Tiepolo, quindi usando la ricorrenza di Gian Domenico Tiepolo abbiamo voluto ancora una volta fare un ulteriore salto, quindi al bel canto, al gioco di maschere, alla musica, abbiamo voluto aggiungere anche un'altra arte che è la pittura, i quadri, quelle bellissime stampe, quei bellissimi disegni di Gian Domenico Tiepolo che diventano la scenografia poi del nostro nuovo spettacolo. Cosa ci fa un drammaturgo in uno spettacolo muto? No, è estremamente importante che poi quello che ha fatto Marco è stato decisivo, la scelta insieme dei temi di sviluppare, perché le stampe sono veramente tantissime, noi ne abbiamo scelte
12 se non ricordo male, 12. E Marco ha sviluppato tutti i temi su cui poi io insieme agli attori abbiamo sviluppato il movimento, quindi il tema è diventato movimento, quindi non più battuta ma movimento. Ci vuoi spiegare questa meravigliosa avventura veramente molto emozionante, purtroppo che si è sospesa nelle ultime 2 date appunto per il problema della pandemia, quindi siamo in debito di 2 date con i nostri amici ospiti che vengono alla Fenice, ma presto ritorneremo sul palcoscenico. Marco, cosa ci vuoi dire di Fantasmagorie? E questo è stato secondo me quello più da brividi, nel senso che era forse un salto nel vuoto, no? Rispetto a volte la situazione di aiuto di parola, no? Di una scrittura, di battute. Qui secondo me siamo andati quasi alle radici più pure dello scrivere per il teatro, per la commedia dell'arte. Il mio lavoro è stato quello di proporre gli scenari, o se vogliamo appunto questi canovacci, cioè questi soggetti di scena. È stato come lavorare sulla forma primogenea di ogni tipo di scrittura, ad esempio, che io affronto, dal fumetto o anche forme, diciamo, cinematografiche, se vogliamo, cioè quella di proporre un vero e proprio scenario, così come facevano i comici dell'arte, per scrivere le loro opere sulla scena. E così è stato fatto per noi. Andando avanti di scena in scena, abbiamo sviluppato, questo è stato un vero e proprio lavoro corale fisico, nel senso che i temi nascevano dalle azioni. E qui è stato, come diceva Rimbaud, assistere alla nascita di un pensiero vero e proprio, tramite il corpo. E secondo me è stata la cosa più emozionante perché era incontrollato ed è stato un enorme rischio, perché poi unire una forma così libera come la creazione del corpo a una forma così incatenata come quella del canto in metrica e in musica lirica, secondo me è stato proprio l'unione e la metafora dell'unione di 2 mondi così distanti che noi siamo riusciti a portare vicini. E questo si rappresenta anche nella scelta della trama, no? La tua ispirazione nel voler raccontare un Pulcinella a Venezia, che è la grande domanda che si fa anche Agamben col suo libro. Com'è possibile che un veneziano racconti in un periodo di crisi come quello che abbiamo scelto di raccontare, cioè la fine della Repubblica, quindi un mondo alla fine? In questa situazione raccontare una maschera napoletana, no? E in tanti hanno chiesto questa domanda e qui continuiamo il nostro lavoro della rottura di confini con le nostre storie, secondo me, e soprattutto l'unione dei 2 più grandi mondi artistici e musicali che in qualche modo sono sempre stati anche in battaglia, no? Anche nella storia teatrale, dalla nascita dell'opera musicale soprattutto, che è il mondo di Napoli, col mondo di Venezia. E qui il lavoro secondo me è stato straordinario anche dal punto di vista musicale, perché se mentre negli altri lavori in qualche modo ci siamo sempre tenuti su un livello, se vogliamo definire alto di musica, anche qui siamo andati alle radici di una musica popolare che abbiamo ritrasformato. Cosa voglio dire? Abbiamo portato una tarantella alla Fenice. E questa è stata È una cosa bellissima. meravigliosa, no? Questo è stato. Poi nelle sale apolline abbiamo portato un po' di Dionisiaco e questo secondo me è l'effettivo connubio e se vogliamo l'effettivo valore sociale anche dei nostri lavori, che è quello di proporre l'incontro tra mondi considerati distanti. Vita, morte e miracoli di un Pulcinella era il sottotitolo di Fantasmagoria, quindi accadeva sempre un piccolo dramma, quindi il Pulcinella affamato, eccetera. Quindi il Pulcinella moriva di fame, moriva di paura, ma poi rinasceva sempre, no? Quindi questo segno di continuità. Ecco, credo che per chiudere, che sia anche un po' quello che sta succedendo adesso in questo momento di pandemia al nostro teatro, no? Siamo morti in questo tempo, morti chiaramente metaforicamente in questo tempo di clausura, i teatri sono chiusi, questa cosa che uccide tutti gli attori, che è la distanza sociale che uccide il teatro, ma noi sappiamo che come dei Pulcinella ritorneremo alla vita e ritorneremo più forti di prima. Questo vuole essere anche un segno di speranza. Noi l'abbiamo fatto in un momento non sapendo quello che ci stava accadendo, ma colgo l'occasione per questo. Come dei Pulcinella, la maschera e il teatro sopravviverà assolutamente e sempre e comunque. E quindi come simbolo il Pulcinella, che muore ma rinasce subito dopo, più bello, più forte e più sano di prima.
Io Marco ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata. Grazie a te, Miki. Spero di non esserci dilungati troppo. Speriamo di vederci presto perché noi abbiamo dei lavori che A dovrebbero voglia. partire, ma questa distanza sociale. Bene, ragazzi, io vi saluto tutti gli amici da parte mia. Ciao, ciao, ciao dalle CDA Michele Modesto Casarin e Marco Marco Iaccolini. Iaccolini. Grazie mille. Grazie ragazzi, grazie da Pantakin, grazie a Woodstock per la collaborazione. Viva il teatro, viva la commedia e l'arte. Ciao, ciao, ciao. Ciao.